La mancata pulizia delle strade, in particolare dopo i lavori di decespugliamento, ad Agrigento non sarebbe una questione politica, cioè legata al menefreghismo di chi gestisce politicamente la materia, ma sarebbe semplicemente un problema di inadempienza degli uffici comunali preposti. Dopo il nostro servizio sulla mancata rimozione delle sterpaglie lasciate a Fontanelle da 3 mesi ai bordi dei marciapiedi, l'assessore alla protezione civile Gabriella Battaglia, alla quale ci eravamo rivolti girando una segnalazione degli abitanti del quartiere agrigentino, chiarisce di essersi interessata immediatamente della questione dopo la nostra segnalazione, disponendo l'invio degli operai sul posto. Ma a Fontanelle nessun operatore ecologico si è visto con la situazione immutata e il rischio che le sterpaglie in caso di forte pioggia otturassero i tompini. L'episodio serve a dimostrare come la macchina amministrativa certe volte non riesce a partire perché c'è qualcuno che disattende gli ordini di servizio, una cosa seria che potrebbe tramutarsi in una omissione penalmente perseguibile.